Ebrei, capitolo 11. L'esempio dei patriarchi. La fede è una maniera di già tutte quelle cose che si sperano e conoscere già tutte quelle cose che non si vedono ancora. In mezzo a questa fede, la Bibbia è una buona attestazione a certi uomini del passato. Proprio perché abbiamo fede in Dio, noi siamo capaci e a capire che tutto il mondo è stato creato per mezzo che la parola era soia. E a così potremmo capire che cose che stanno sotto all'occhio nostro non sono state create in quella di cose che si vedevano. Per mezzo della fede soia, Abele faceva innanzi a Dio un sacrificio assai meglio che le Caine. E proprio per mezzo di questa fede, Dio faceva diventare uomo giusto e accettare tutte le offerte soia, perché la fede soia. Abele pure si fu acceso, parla ancora a noi, rinda all'albero che oggi. Per fede Enoch fu portato in giro senza passare per dinda morte, come dice la Bibbia. Nessuno fu più capace di lo trovare, perché Dio l'aveva portato insieme con esso. Ma nessuno può essere accettato innanzi a Dio se non tiene la fede in esso. Perché chi accosta a Dio ha da credere che esiste Dio e che Dio era compensa a tutti chi lo va nascendo. La fede non è sentito tutti gli avvertimenti di Dio in coppa a tutte quelle cose che avevano succedere e che tanto non si avevano ancora. Stette a sentire la voce di Dio e si mettete a costruire l'arca, a dove si serva essa insieme a tutta la famiglia sua. E con tutta la fede sua chi si condanna il mondo sana. E Dio, proprio perché la fede che teneva in essa lo pensaia, come un nome giusto innanzi a essa. La fede di Abramo stette a sentire quando fu chiamato a Dio e partette senza manco sapere dove era. E si incamminò in mezzo a un paese che Dio aveva dato a essa. E sempre per fede chi si campava come un forastiero in quello paese che Dio aveva promesso a essa. Alloggiai sotto il tenda insieme con Isacco e Giacobbe, che pure avevano avuto la stessa promessa, perché chi si aspettava nella città, fravagata, coppa e peramata assai ferma, che è la città che solo Dio è capace di progettare e costruire. A fede, Abramo diventò padre, pure si era diventato assai vecchio, e la moglie sua, Sara, non poteva avere più figli, perché aveva passato l'età, ma chi era sicuro che Dio avrebbe mantenuto quella promessa sua. E così partendo a nome solo, che doveva già capire in da fossa e poteva essere pensato a Giacobbe non morto, lasciata una folla gente così rossa, rosso come un numero di stelle e come a tutte le ceniere e arene che si avvicinano a spondere il mare. In da fede morette tutti questi uomini senza ottenere gli bene che Dio aveva promesso a loro. L'avevano solo voluto e l'avevano voluto salutare solo a lontano. Loro hanno accettato di campare in coppa a questa terra come a forastiere, come si stessero spatriati in coppa a sta terra. Chi parla così fa capire con certezza che aveva nascendo una patria vera. Se loro avessero pensato a chi lo paese dove erano partito, avrebbero avuto vacanza in tornare a volta. Loro invece desideravano una patria assai meglio, e quella che sta in cielo. E proprio perché se Dio non si piglia scuro di essere chiamato Dio loro, perché Issa aveva preparato per loro una città. Per fede Abramo faceva offerta innanzi a Dio il figlio suo, Isacco, come un sacrificio, quando Dio mettette in da prova. Proprio disse che aveva avuto che la promessa di Dio, faceva offerta il figlio suo, l'unico che teneva, perché credette in da Dio, perché Dio aveva detto a essa, per mezzo di Isacco tu avrai una discendenza che pure terrà un nome tuo. Abramo tanto pensava che Dio era capace di risuscitare pure i morti, e questo è il motivo che Dio le restituette che lo figlio suo, e questo fatto è diventato per noi come un simbolo. La fede di Isacco retta a tutti i figli suoi, Giacobbe e Esaù, una benedizione che importava tutte quelle cose che avevano successo in dall'Abni. La fede di Giacobbe, poco prima di morire, benedicette i figli di Giuseppe, poi si appoggiava un coppa a cima il bastone suo e adorare a Dio. La fede di Giuseppe, la venatura della vita sua ricetta a tutti gli ebrei, un giorno sarebbe nasciuta in da terra dell'Egitto, e comandai a loro tutto quello che avrebbero avuto di fare per tutta l'ossa sua. Per fede, il padre e la mamma e Mosè, coppa nascere da soia, o tenettero nascosto per 3 mesi. Avevano voluto che quella creatura era assai bella e non si pigliavano a paura di si mettere contro a tutti i comandi del re. Per fede, Mosè, quando diventò più rosso, non volette essere pensato come figlio della figlia del re dell'Egitto. Esso volette essere maltrattato insieme a chi lo popolo di Dio. Piuttosto che campa buono per poco tempo, ma rindò peccato. Perché rinda a capo sua, esso pensava,
che essere maltrattato come un Mossia era cosa assai più preziosa di tutte le tesore dell'egiziano, perché teneva sempre l'occhio suo avuto da chi lo compensa, che si aspettava rinde in mano e Dio. La fede partette rinda all'Egitto senza sapere paura e tutta la collera del re. Rimanette fermo rinda a quella decisione sua, come se avesse innanzi all'occhio suo, che lo Dio, che nessuno mai poteva vedere. La fede disse facette la festa, la prima Pasqua, e come andai a mettere il sangue in coppa e porta a casa della breia. Come che l'angelo che tenevano i comandi a Cirere non accedesse pure prima monata di tutta la breia. Pa fede, tutti gli ebrei passarono mar Rosso come se fosse una terra asciutta. Tanto pure gli egiziani andarono a fare la stessa cosa, ma furono arrunzati rinda all'acqua e chi lo mare. Pa fede, tutti gli ebrei facettero giri tutte le mura della città di Gerica, e poche si sgaruparono, tutti insieme, innanzi all'occhio loro. Pa fede, Rap, che faceva male alla femmina, non morette insieme a tutti quanti, che si erano rivoltati contro Dio, perché aveva a cuore rinda casa sua chi ne amore, tutti quelli che erano stati mandati là, a tutta l'Abreia, per ispezionare tutta quella terra. Ad esempio fede. E che avesse dicere ancora? Ma venisse a manco tempo, si volesse parlare di Gideone, e Barak, e Sansone, e Jefte, e Davide, e Samuele, e tutti i profeti. Che la fede loro facettero cadere in mano loro tutta la città, mettendo in pratica la giustizia, avete tutte quelle che Dio aveva promesso, zerrai in vocca religione, studai in fu corazza assai violenta, scanzai in essere accise con la spada, tutti chi erano uomini chi ne sfadezze, diventai invece assai forte, e si mostrano assai potenti in le guerre, e scacciai in rete tutti chi li forastieri che tenevano in capo e si voleva appropriare tutta la città loro. La fede, certi femmine, avete morto loro nata volta, Ada furono tormentate in a morte, ma non volettero essere liberate perché volevano arrivare in una vita più meglio, dopo la risurrezione. Ada poi malavadetta in surda e frustiata, furono attaccate che catene e buttate in dei cancelli, furono accise a predate, segate in mezzo accise con la spada. Ada, poi si vettero fuori vestute solo con una pelle e una pecora o una capa, campane come pazienti, soccutate, inguidate e maltrattate. O mondo non era rigno uomini come a chista. Parecchi loro se ne jettero zunzuliano a caia là, per in dei deserti, per coppe e monte, e campavano rinde e caverne e rinde rotte. Tutti questi uomini, Dio l'ha apprezzato proprio per la fede che tenevano rinde a essa. E con tutte queste loro non arrivavano a tenere tutte quelle che Dio aveva promesso a loro. Per noi invece, Dio teneva in capo a fare una cosa assai più meglio, e non ha voluto che tutti chi sostenessero a salvezza, senza e noia.